E questa mattina l'argomento sarà proprio quello del Padre. Parleremo di Dio che è il Padre che ama e lo faremo leggendo la parabola del figlio prodigo che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 15 dal verso 11 fino alla fine del capitolo. Questa parabola è una parabola piuttosto lunga, con vari aspetti, con molte scene, ed è quindi una parabola che permette di fare delle meditazioni su tanti punti di vista. Si può parlare del figlio che ha lasciato la casa, si può parlare del figlio maggiore che era rimasto nella casa, si può parlare della relazione familiare in questa famiglia, si può parlare di tanti aspetti. Questa mattina noi parleremo in modo particolare del padre, perché alla fine, leggendo tutta la parabola, in realtà il personaggio principale, il personaggio che è una costante in tutta questa storia, è il personaggio del padre. Tant'è vero che in questi versi, adesso li proietterò anche sullo schermo in modo che sia più facile la lettura, anche se vi incoraggio lo stesso ad avere la parola del Signore, ho sottolineato tutte le volte in cui la parola padre compare. Pensate che compare ben 13 volte e viene ripetuta, e questa ripetizione sembra proprio il messaggio che sta dietro a questa storia e l'insegnamento di questa parabola. Il Padre, il Padre, il Padre è presente, il Padre agisce, il Padre è attento. Questa parola, Padre, deve risuonare anche nei nostri cuori questa mattina, perché il Padre è colui che ci ama e ha mandato il Figlio a morire sulla croce perché noi potessimo avere la vita. Leggiamo quindi la scrittura. Luca, capitolo 15, dal verso 11. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò
che cosa succedesse. Quello gli disse: «È tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Questa è una bellissima parabola, conosciuta e amata da tutti, amata dai nostri piccoli che alla scuola domenicale l'hanno studiata più volte, amata dai figli, amata dai genitori che si sentono così partecipi di questa storia. Ma questa mattina noi vogliamo vedere questa storia dal punto di vista del padre. C'è qui un padre che ama, ed è l'amore di Dio che viene in qualche modo espresso attraverso questa storia. Noi sappiamo che le parabole sono dei racconti limitati sicuramente nell'esprimere la verità divina, celeste, ma questa storia ci fa ben comprendere qual è il cuore del Padre Celeste, e quindi noi vogliamo questa mattina considerare che c'è un Padre che ama, un Padre meraviglioso che è capace di raggiungere ogni cuore. E il Padre Celeste è il Padre che invita ognuno di noi questa mattina a andare a Lui con tutto il cuore, sapendo che Lui sarà quel Padre meraviglioso che non ci caccerà indietro. Bene, innanzitutto vogliamo considerare tra le tante cose che si possono dire riguardo a questo meraviglioso Padre, che Dio è il Padre che perdona. Il tratto del perdono è il tratto più grande dell'amore di Dio. Abbiamo davanti a noi questa mattina, abbiamo qui con noi questa mattina un Dio che non si stanca di perdonare. Ognuno di noi è mancante, ognuno di noi è un peccatore, sia quelli che ancora sono lontani dal Signore, sia quelli che hanno forse già ricevuto Cristo come loro Salvatore. Ognuno di noi è un peccatore, ma noi abbiamo un Padre meraviglioso, un Padre che non si stanca di perdonare, e Dio è quel Padre che perdona. Egli è capace di perdonare di più ancora di quanto i padri e le madri naturali possono fare, perché ogni persona è limitata anche nella capacità di perdonare, ma Dio non ha limiti e Lui è un Padre che perdona. Il figlio peccatore, che è quello che aveva tradito i progetti, la fedeltà, l'affetto per quella famiglia, riceve senza indugio il perdono. E questo figlio che aveva sperperato i beni è perdonato dal padre, che lo aspetta, e lo aspetta proprio per dargli il suo perdono, per fargli comprendere che non è lontano dal suo cuore. Questo figlio viene perdonato senza indugio. E il figlio che disprezza, il figlio maggiore, il figlio che era nella casa ma il suo cuore era sprezzante, era pieno di giudizio nei confronti del fratello, nei confronti del padre stesso, quel figlio che disprezzava l'amore, l'affetto del padre, non è giudicato dal padre, non lo giudica questo Padre meraviglioso, non gli dice: beh, io pensavo che tu fossi diverso dal tuo fratello e invece mi stai deludendo. No, non fa così il Padre Celeste, non lo disprezza, non lo giudica, non lo allontana, ma lo accoglie. Dio è mosso a misericordia, non è mai mosso a giudizio.
non può essere mosso a giudizio, perché ha mandato Cristo Gesù a dimostrarci che il suo scopo per noi è di salvarci. Il tempo della grazia, questo tempo così favorevole per noi, è il tempo che ci permette di scoprire che c'è un Padre che perdona. Dio è un Padre che perdona i miei peccati, perdona i tuoi peccati. Non c'è peccato tanto grande che Egli non possa perdonare, che Egli non voglia perdonare. Noi vogliamo andare al Signore con piena fiducia questa mattina, e se forse in questo tempo di grandi riflessioni, di grandi interrogativi, ci stiamo trovando davanti a noi stessi e stiamo scoprendo quanto siamo fallimentari, questa mattina c'è un Padre che ci perdona. C'è un Padre che non ci giudica, c'è un Padre che è pronto ad accoglierci, c'è un Padre che è mosso da sentimenti di compassione verso di noi. Egli vuole il nostro bene, Egli vuole il nostro perdono, Egli vuole che quello che ci schiaccia non continui più a schiacciare la nostra esistenza, ma Egli vuole alleggerire il nostro cuore, offrendoci il perdono che solo Lui può dare. Dio è il Padre che perdona, questo ci rivela la parabola, ma ancora di più della parabola, questo è quello che ci rivela la morte di Gesù sulla croce. Il Figlio è salito su quella croce proprio per farci sapere che Dio è pronto a perdonarci, e ora, poiché il Signore ha perdonato i nostri peccati, noi possiamo andare a Lui chiamandolo Padre. Sia benedetto il nome del Signore. Dio è il Padre meraviglioso che si preoccupa, tra virgolette. Ora, non è proprio di Dio la preoccupazione, Lui non si preoccupa come possiamo intenderlo noi, Lui non è afflitto e oppresso dall'ansietà, dalla preoccupazione, questo no, dobbiamo intenderlo nel senso del legame che spinge un padre a preoccuparsi e a curarsi dei suoi figliuoli. Quindi in questo senso Dio è quel Padre che si preoccupa di noi. Nella parabola noi lo vediamo qui attendere il figlio, è lì che lo attende, chissà da quanto tempo era lontano, eppure quel padre era ancora pronto a ricevere il figlio, era ancora pronto ad aspettarlo, non aveva perso la speranza di vederlo lì alla strada lì in fondo per riaccoglierlo, era lì attento. Dio è un padre che si preoccupa dei suoi figlioli, stava attendendo quel figlio nella parabola, e Dio sta attendendo noi, ci sta attendendo con tutto il suo cuore. Lui non è soltanto un padre che si cura di noi attendendo, ma lui è il padre che viene alla ricerca. Nel capitolo 15 di Luca che abbiamo letto poco prima, il Signore parla della parabola della pecora smarrita, e lì si parla di un Dio che va alla ricerca, che si mette in cammino. Ancora prima, nel capitolo 14, c'è la parabola del gran convito, e quando i primi invitati, che erano stati chiamati da questo grande Signore per ricevere l'invito alle nozze del figlio, rifiutano quell'invito, il padre fa andare i suoi servitori a cercarne altri, è lui che si fa avanti, è lui che ancora va alla ricerca di quanti sono afflitti, di quanti sono abbandonati. Il libro delle cronache dice che il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Il Signore è un Padre che è alla ricerca, sta cercando me, sta cercando te. È un Padre che si sta rivolgendo a tutti quelli che con sincerità stanno gridando a Lui. Sta cercando l'afflitto, sta cercando il deluso, sta cercando lo scontento, sta cercando l'umile, sta cercando l'abbandonato, sta cercando colui che è stato sconfitto, sta cercando colui che è abbattuto a terra. Lui è un Padre che si preoccupa, Lui è un Padre che è attento, e non c'è delusione che possa fermarlo dal conoscere la sua gloria, dal conoscere i suoi sentimenti d'amore per noi. Egli è un Padre meraviglioso che si sta preoccupando di noi, si sta preoccupando di me in questo momento, e se sono lì a un bivio per lasciare, per
cadere in un'apatia, cadere lì dove la mia vita potrà essere sconfitta, senza alcuna prospettiva, senza alcuna speranza. Beh, Dio è quel Padre meraviglioso che mi viene a cercare, si preoccupa, proprio come questo padre nella parabola, attende, e appena c'è il cenno di ritrovare il figlio, corre e va incontro e fa di tutto, abbraccia, bacia, riveste, ridà una nuova dignità. Dio è quel Padre meraviglioso che si preoccupa di te questa mattina. Se sei lontano da Dio, Dio ti sta aspettando, e se non sai dove arrivare, Dio ti sta cercando. Se ti sei allontanato del Signore, se ti sei raffreddato nelle vie del Signore, Dio è colui che è capace di ritrovarti e darti la speranza che hai perso. Sì, Lui è un Padre che si preoccupa, ma ancora, Dio è il Padre che provvede meravigliosamente. Egli è colui che ancora una volta è capace di intervenire con potenza. Dio è quello che provvede in qualunque condizione noi ci troviamo. Egli è quel Padre meraviglioso che è capace di darci quello che ci manca. E se siamo nudi, se siamo feriti, se siamo derubati, Lui ci accoglierà. Se non sappiamo dove andare, se non sappiamo cosa fare, Lui aprirà la porta della sua casa meravigliosa e verrà a noi e ci inviterà ad andare a Lui, a non avere alcuno scrupolo nell'avvicinarci a Lui. Se siamo nella casa con Lui, Egli è colui che ci provvederà ogni cosa necessaria, come proprio era per quel figlio maggiore a cui non mancava nulla. Noi non dobbiamo temere nulla nel Signore, perché il Signore è colui che provvede a ogni nostro bisogno. E non dobbiamo essere scontenti nel Signore, non dobbiamo essere abbattuti, non dobbiamo essere scoraggiati in nessun modo, perché questo Padre dice: quello che è mio è tuo. Voglio ricordare ancora le parole dell'Apostolo Paolo che dice: colui che non ha rifiutato il suo figliuolo, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà ogni altra cosa con lui? È veramente il Signore, se siamo con Lui, se siamo nella sua casa, tutto quello che gli appartiene è nostro, esattamente come quello che appartiene ai genitori e dei figli. Sì, Dio è un Padre che provvede. Dice il libro dei Proverbi al capitolo 18: il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Non c'è nessuno che sia ricorso al Signore che non abbia trovato nel Signore una fortezza, un rifugio. Lui è un Padre che provvede. Io so che molti sono afflitti in questo momento perché alcuni stanno perdendo il lavoro, altri stanno perdendo i loro cari, altri non sanno dare delle risposte a problemi troppo grandi per loro, ma questa mattina noi abbiamo un Padre che provvede alla nostra vita. La nostra vita deve essere legata a Lui, dobbiamo andare a Lui, dobbiamo tornare nella casa del Padre, dobbiamo andare nella casa del Padre, dobbiamo accettare l'invito del Padre che ci dice: vieni e abita con me, dimora in me, io dimorerò con te. E quelli che corrono al Signore trovano nel Signore un alto rifugio. Lui provvederà a ogni nostro bisogno. Questo Padre meraviglioso era pronto a far festa con i suoi figli, ed Egli è pronto a far festa con noi ancora questa mattina. Egli è lì pronto a organizzare la festa, perché c'è gioia alla presenza del Signore. C'è gioia nel servire il Signore. Il nostro entusiasmo deve essere generato dalla presenza di Dio. Servire il Signore, amare il Signore, camminare col Signore, vivere col Signore, sperare nel Signore, sono cose che devono animare la nostra gioia. E il nostro primo passo verso il Signore deve essere fatto proprio perché abbiamo scoperto un Padre che ci ama. Alcuni sono orfani di padre o di madre, alcuni non hanno più i genitori, alcuni sono vedovi, alcuni non hanno più quelli che hanno amato per tanto tempo, ma il Padre Celeste è colui che non abbandona, il Padre Celeste è colui che rimane fedele in ogni cosa, ed Egli è qui per noi. Forse la malattia ci può separare dagli affetti più cari,
ma non ci potrà separare dal Padre. C'è un Padre meraviglioso che è qui, è pronto a perdonare, a cancellare ogni colpa, è pronto a dare una seconda possibilità, è pronto ad accoglierci ancora e si preoccupa di noi. Quanti sono lì in un'apatia spirituale, quanti sono lì e fanno il minimo indispensabile, eppure hanno la possibilità di gustare la gloria del Signore. Il Padre è ancora lì ad attenderli, a dargli uno scopo, a dargli un progetto, a dargli qualcosa di grande. Noi non vogliamo vivere una vita di apatia, non vogliamo vivere una vita al minimo, non vogliamo vivere forse cercando i baccelli dei maiali, quello che ci viene prospettato al di fuori della casa del Padre. Non vogliamo vivere mezze misure, vogliamo vivere pienamente col Padre, perché è un Padre che ama, è un Padre meraviglioso. E la nostra vita ha un senso, la nostra vita è piena, la nostra vita conosce l'amore vero soltanto quando va a questo Padre che fa ogni cosa per la nostra salvezza. È un Padre che perdona, è un Padre che si occupa e si preoccupa di noi, è un Padre che provvede meravigliosamente e noi questa mattina vogliamo accogliere con tutto il nostro cuore l'invito del Padre Celeste e dire: Padre, torno a te. Padre, rimango con te. Padre, mi rallegro con te, perché ogni mia gioia procede dal tuo cuore. Il Signore ci benedica.